Una fila lunga oltre 1 chilometro, quella dei trattori che hanno raggiunto l'uscita di Silea della A27 per la manifestazione organizzata dal locale gruppo spontaneo di agricoltori trevigiani. Un serpentone è partito questa mattina presto da più parti, un gruppo da Resana con una delegazione dal Padovano, un altro da Cornuda con una folta presenza di trattori dal Bellunese hanno formato in tangenziale a Treviso un'unica colonna ordinata verso lo spiazzo concordato ai piedi del cavalcavia della Via del Mare. Tanti i cartelli che spiegavano le diverse sfaccettature della manifestazione. Oltre 400 trattori e 500-600 persone che sono venute anche con le proprie auto a sostenerci. L'obiettivo è quello di sostenere i movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa. Ci teniamo a ribadire che questa manifestazione non è né politica né con scopi associativi, ma solo a sostegno dell'agricoltura italiana in primis ed europea. Perché il mercato è comandato dalle multinazionali e da forti interessi economici che in mano a pochi e che hanno altri interessi sotto. La manifestazione si aggiunge alle altre che si sono svolte e che si svolgeranno in tutta Italia e che fanno capo ai comitati riuniti agricoli e a Danilo Calvani. Sì, abbiamo fatto partire questa cosa impegnativa sotto tutti gli aspetti, perché non siamo una struttura organizzata come lo sono i sindacati. Voi avete organizzato in tutta Italia ma senza bandiere di partito e bandiere di sindacato. Assolutamente sì, perché altrimenti questa cosa ci avrebbe diviso. Se io dico che sono di un partito, lui dice che è un altro, questa cosa non prende piede. Abbiamo avuto l'esperienza nel passato su questo, quindi abbiamo usato quegli errori fatti in passato e questa volta siamo riusciti nell'intento. 37 giorni sono tanti. Mobilitazioni che molto probabilmente porteranno ad un incontro tra i comitati e la Premier Meloni, ma intanto sicuramente ad un'altra grande manifestazione a Roma. Abbiamo chiesto che lei sia presente alla nostra manifestazione grossa che ci sarà il 2 marzo a Roma in piazza Santi Apostoli. Da mezzogiorno in poi avremo anche un incontro con la Commissione europea che scende lì, perché gli abbiamo consigliato un documento dove lei stessa, dove abbiamo fatto notare tutte le violazioni delle leggi italiane ma soprattutto anche europee. Manifestazione che vedrà anche una rappresentanza del Veneto, agricoltori che intanto con la protesta odierna hanno dimostrato la loro compattezza, coinvolgendo anche un settore molto importante come quello dei contoterzisti, da sempre a metà tra agricoltura e artigianato. L'agricoltore qui in provincia di Treviso, il 90% delle lavorazioni viene fatto da noi contoterzisti, perché non sarebbe in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei macchinari. Quindi ce li accogliamo noi, prendiamo le macchine e andiamo a lavorare per loro. Ecco, voi che girate per tutte le aziende, però qui è un'isola felice col Prosecco, diciamocelo. Sì, è un'isola felice col Prosecco, però non per questo non dobbiamo combattere per l'agricoltura. Purtroppo io non mangio Prosecco.